E in questo che potremmo chiamare un nuovo corso della prevenzione idrogeologica, qual è il ruolo dei consorzi di bonifica? Io credo che i consorzi di bonifica abbiano avuto negli anni un ruolo importante di presidio del territorio e anche di attivazione di un flusso di risorse certe e costanti che ha permesso in molte realtà di effettuare interventi di manutenzione dei corsi d'acqua minori, delle aree anche a rischio esondazione nel nostro Paese. C'è una discussione aperta sul tema della riorganizzazione dei consorzi di bonifica che non nasconde il fatto che in alcune parti del nostro Paese non funzionino alla perfezione. Credo però che occorra, e così sarà nella discussione, se si avvierà una discussione parlamentare, non è detto, ad ora siamo solo all'incardinamento di una proposta di legge, che si tenga ben conto di quanto valga mantenere un presidio riconosciuto e anche in un rapporto positivo con il mondo agricolo, perché ci sia una condivisione degli obiettivi, degli strumenti e anche delle risorse destinate alla manutenzione del territorio. Ricordiamoci che questa è la prima e più importante opera di prevenzione. Più che grandi opere idrauliche che possono servire, quello che manca e che invece dobbiamo realizzare è una manutenzione diffusa da parte di tutti i soggetti che svolgono sul territorio azioni e attività, e in questo i consorzi di bonifica nel loro rapporto col mondo agricolo hanno un'importanza fondamentale, credo.